Mi raccomando, fate vedere questo video a tutte le persone che conoscete e che non vivono in Veneto. Voglio parlarvi dei luoghi più belli che dovete assolutamente visitare in questa regione. Si comincia con la laguna di Venezia, con le sue isole meravigliose, a partire da Venezia per l'appunto, per poi passare per Murano, Burano, Torcello, Sant'Erasmo e tantissime altre, le quali hanno un fascino quasi ineguagliabile. Da qui si passa alle ville venete, in particolare alle ville palladiane situate a Vicenza. Esse sono patrimonio dell'UNESCO. Questo fa ben capire a che livello siano di importanza e bellezza. L'Orto Botanico di Padova è un'altra meta a cui non potete assolutamente mancare. Pensate che è l'orto botanico universitario più antico del mondo ed è estremamente interessante, con più di 6.000 specie di piante. Sempre vicino a Padova troviamo i Colli Ugani. Il panorama qui è pazzesco e la vegetazione è rigogliosa. Gli agriturismi sono i migliori d'Italia, per non parlare delle terme poi. Il Veneto è una regione completa. Infatti, nel nord di questa regione dominano le Dolomiti. Chi non conosce la famosa Cortina, ebbene, si trova in Veneto. Spostandoci a Treviso troviamo Valdobbiadene. Cos'ha di speciale questo posto? Il vino e i suoi paesaggi con protagoniste le vite, le quali producono un prosecco. Dovete provarlo. Rimanendo sempre a Treviso, dovete passare assolutamente per Asolo. Vi attende un suggestivo borgo medievale situato al di sopra di una collina. Le foto dicono tutto. Parlando sempre di borghi, non si poteva non citare il borghetto sul Mincio. Esso si trova a Verona, conosciutissimo per il suo ponte visconteo e i mulini ad acqua. Stavo parlando di Verona. Ebbene, andate a visitare il suo centro storico, non ve ne pentirete. Conoscete Romeo e Giulietta? Ecco, se volete lì c'è la casa dell'innamorata più famosa d'Italia. E per concludere ci si sposta a Bassano del Grappa. Il famoso Ponte degli Alpini è la meta più ambita in questo posto, importantissimo sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista storico. C'è solo un modo per scoprire perché. No, non sto parlando di internet. Il Veneto è pieno di posti e paesaggi meravigliosi. In questo video ho voluto citare soltanto quelli più famosi, ma a parer mio vale la pena esplorare ogni angolo di questa regione.